Assolutamente no, anche perché noi quindi abbiamo iniziato 3 anni fa, abbiamo iniziato col microcredito, poi abbiamo fatto la trazzera, tra virgolette, adesso facciamo questo. So che siete stati molto vicini alla famiglia. Sì, siamo stati vicini da più di 3 mesi che cerchiamo, anche perché c'è stata la fortuna che chi aveva comprato la casa l'ha rivenduta, perché spesso e volentieri una volta comprata a 10.000 euro nessuno se la toglie, perché è stata una gran fortuna per qualcuno, e quindi abbiamo avuto, ma questo deve essere proprio l'inizio per riparlare di impignorabilità della prima casa. Questo è un modo, anche perché purtroppo il disegno di legge è partito dopo la morte del signor Guarascio ed è partito proprio da Vittoria, quindi da qua bisogna partire e da qua bisogna iniziare a parlare di impignorabilità. Però dobbiamo sempre aspettare che ci scappi il morto per poter intervenire. Purtroppo quando la legge, abbiamo delle leggi in Italia che non sono chiare, quindi non mettono nemmeno in condizioni i giudici di poter intervenire, quindi ci vogliono le leggi a tutela dei cittadini.